Ok, buongiorno a tutti, potete accomodarvi, stiamo iniziando il nostro culto. E è bello essere qua oggi con la Chiesa dopo un bellissimo sabato con i nostri ragazzi e siamo qua per vivere questa esperienza di fede, una camminata di fede. Voi che siete a casa oggi, che potete godere e vivere questo culto in modo molto speciale, perché vogliamo camminare veramente con questa strada con il nostro Signore e questa esperienza con Lui. Leggiamo il testo di Matteo capitolo 8 e versetto 10. Oggi parleremo soprattutto della fede e senza fede non possiamo gradire a Dio. La nostra vita è una camminata di fede, di sicurezza, di fiducia nel nostro Signore. Ok? Matteo 8, 10. Gesù, dito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Se noi andiamo anche avanti, quando Gesù guarisce anche una donna, dice così: Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio figliola, la tua fede ti ha guarito. Abbiamo tanta esperienza di personaggi biblici qua che hanno manifestato questa fede. Sono stati guariti, hanno vissuto un'esperienza profonda, un'esperienza di trasformazione, di cambiamenti, per soltanto una manifestazione di fede. Tante volte noi non riusciamo a vivere una cosa meravigliosa, stupenda, soprannaturale, perché ci manca questo passo di fede. E fede non è solo un può darsi, penso, è fiducia, è sicurezza, è certezza. Questa donna che si rivolge a Gesù e tocca Gesù e voleva fare questo di nascosto. Questo centurione che abbiamo letto anche, che era un ufficiale, una persona con autorità, era una persona che si rivolge a Gesù perché sapeva che da lui poteva venire una guarigione. Tante volte stiamo perdendo questa esperienza di fede perché manca una conoscenza di chi è Gesù. Il centurione sapeva, questa donna sapeva. E quando loro hanno scoperto questo, Gesù si hanno rivolti a loro con coraggio. Quante volte abbiamo bisogno di avere coraggio, di dare un passo pubblicamente per un Cristo Gesù, per un Signore. E fare un passo di coraggio, ma con la certezza che Lui lo fa. Ma avere la certezza, io devo avere la conoscenza di Gesù. Che possiamo iniziare questo culto oggi cantando, adorando con cuore grato, perché è Lui che prende cura e ci sostiene, è Lui il Signore della nostra storia. Chiudi i tuoi occhi, prega questo momento. Un passo di fede, come la mia storia, un passo di coraggio. Che cosa mi manca? Nosso Padre, iniziare un culto per noi è un privilegio unico, perché stiamo offrendo un culto a Te, siamo qui. Abbiamo deciso, Padre, di essere nel luogo giusto, inserire i nostri piedi, Padre, nel luogo dove staremo portando un'adorazione, una consacrazione a Te. E questa mattina, Padre, vogliamo vivere una nuova storia nella nostra vita, una camminata di fede, una camminata, Padre, di certezza, di sicurezza, di conoscenza di Te. E vogliamo, Padre, oggi dimostrare la nostra gratitudine a Te, adorando-Te, Padre, con la nostra bocca, con il nostro cuore, con la nostra mente, con tutto il nostro essere, Padre. E che Tu possa, Padre, riempire il nostro cuore con lo Spirito Santo, in modo che possiamo, Padre, vivere questa esperienza in modo intenso. Vogliamo essere toccati da Te. Misericordia e grazie nel nome di Gesù. Questo culto è per Te. Amen, Signore. Amen. Já hai dato un abbraccio alla persona al tuo fianco? Já hai dato una parola di benedizione? Já hai dato un sorriso? Se tu já hai vissuto questa esperienza, adora il nostro Signore. E se tu sei un bambino sotto 12 anni, già ci sono i monitori che ti chiamano ad andare lì per vedere un film, per vedere questo nostro Dio anche insieme a loro, ok? E che possiamo iniziare questo culto in questo momento cantando. È un cantico nuovo per noi, i ragazzi già
conoscono, ma che possiamo vivere questa esperienza con questo cantico, con l'adorazione al nostro Dio. Amém. Noi vogliamo lodare il nome del nostro Signore, vogliamo ringraziare, abbiamo i nostri cuori grati, abbiamo passato una settimana nella presenza del Signore, no? Sotto la sua protezione, sotto la sua guida, il Signore ci ha sostenuto e noi abbiamo i nostri cuori grati e vogliamo ringraziare il Signore per tutto ciò che lo io sono fa nella nostra vita, che Geova fa nella nostra vita. E la canzone che noi canteremo adesso, il suo ritornello, richiama proprio uno dei nomi di Dio, Yehoah, in lingua hawaiana, ok? Noi useremo in questa canzone in particolare. Vogliamo cantare insieme? Io sono grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna. Maggior prova
Signore. Il Signore è in mezzo a noi. Alleluia. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Andiamo. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Alleluia. È meraviglioso sapere che il Signore è qui ed è meraviglioso sentire che Lui è qui con ognuno di noi. In particolare, la parola di Dio dice in Salmi 23, dal versetto 4 della parte B, dice: io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola e sotto gli occhi dei miei nemici cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Gloria a Dio, quante promesse meravigliose noi possiamo trovare nella parola del Signore, e una di queste è questa qua, che la bontà del Signore ci accompagnerà, beni e bontà per lunghi giorni. Amen. Cantiamo della bontà del nostro Dio che non manca mai. Gloria al tuo nome, Signore. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento
io canterò della tua bontà. La mia vita sei fedele, la mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corri verso me. Nella mia vita sei fedele. Gloria a te, Signore. Nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Alleluia, il tuo nome, Signore. Grazie perché tu sei qui con noi, Signore. E noi possiamo toccarti, Signore. Toccare il tuo Santo Spirito, toccare la tua presenza, Signore, mentre apriamo le nostre bocche, Signore, parliamo di te, cantiamo sulla tua grazia, sulla tua bontà, sulla tua misericordia, Signore, nella vita del tuo popolo, Signore. Grazie, Signore, per questo giorno, grazie per la vita della tua Chiesa. Noi vogliamo innalzare il tuo nome, Signore, e dire che solo tu sei degno, Signore, di ricevere lode, gloria, onore e potenza, Signore, al tuo nome, Signore, in questa mattina di domenica, Signore. Tu sei nostro Dio che cammina davanti a noi, Signore. Ricevi la lode del tuo popolo, Padre, nel tuo nome. Cantiamo insieme. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signore.
riceve la lode del tuo popolo, Signore, in questa mattina, Signore. Parla ai nostri cuori, Signore, tramite la tua parola, Padre, nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Amém? Dio è santo. Quanto è bello quando stiamo davanti a questo grande Dio santo, ci sentiamo che siamo dei peccatori, non siamo niente, no? Quanto è bello sentire questa presenza divina nella nostra vita. E questo Dio santo che trasforma, che cambia la nostra storia. Ieri eravamo qua una sessantina di più giovani, ieri un po' più meno vecchi come io, ma quanto è bello vedere questo che Dio sta facendo. E proprio questa mattina stavo pensando, noi dobbiamo ascoltare le testimonianze anche dei genitori di quello che Dio sta facendo com i suoi figli. Amém, genitori? Se Dio sta cambiando la storia vostra, dei vostri figli, dovete parlare e condividere. Ieri è stato bellissimo di vedere delle famiglie che sono venute, hanno lasciato i figli qua alle 6 del pomeriggio e sono tornati dopo alle 11, no? Sono andati, non so, a mangiare fuori, adesso faranno delle grandi spese con ristoranti, sarà molto bello questo. Ok, Chiesa, camminare per fede è una bella esperienza. O bello di camminare per fede è che noi perdiamo tutta la nostra sicurezza umana. Perché adesso io perco completamente il controllo delle situazioni. È Dio che agisce nella nostra vita. Leggiamo due testi che noi conosciamo benissimo di Ebrei che parla della fede. Ebrei 11, 1 e 6. Ora, la fede è certezza, non ho dubbio, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che si vedono, che non si vedono. Fede è certezza, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Ele è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Nostro Padre, quanto è prezioso camminare in questa storia, questa strada con te, di fede in fede, esperienza con te. E vogliamo, Padre, oggi camminare in questa nuova storia, dove sei tu che trasforma, che cambia la nostra vita. Grazie, Padre, misericórdia, tuo Santo Spirito, agisce in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Tu já hai vissuto grande esperienza di fede? Quando tu hai detto non ce la faccio, basta, è arrivato quel momento di o è con Dio, oppure è con Dio, o è con Dio e basta. E a esperienza di fede è meravigliosa perché noi diciamo, io riconosco che sono completamente una persona limitata che dipende del nostro Signore. E è una crisi per noi. Come abbiamo detto all'inizio, o problema della fede è che io non riesco più a avere il controllo della situazione. Noi umani vogliamo avere sempre il controllo delle situazioni. Noi vogliamo arrivare là, controllando ogni passo, avere la sicurezza, e noi cominciamo a fare senza questa sicurezza non faccio un passo, e Dio dice, Caio, tu non capisci niente. Ossia, la vita di fede, io perco completamente il mio ragionamento umano nelle cose che io sto vivendo e adesso eu inserisco una certezza, una sicurezza futura di che Dio è presente e io mi fido di Lui e Dio comincia a manifestare la sua gloria, manifesta la sua grazia, la sua potenza e adesso io scopro che camminare per fede si diventa una sicurezza per me. Ma non sono io oggi che ho il controllo delle situazioni. Perciò camminare per fede è sicurezza. Ma noi perdiamo il senso della nostra sicurezza umana. Camminare por fede è sicuro perché è una nuova storia con Dio e io dipendo completamente di questo Dio, della potenza di Dio e della sovranità di Dio. Quando noi vogliamo agire con la nostra mentalità umana, cominciamo a ragionare e spiegare tante cose, noi stiamo perdendo di vivere una nuova storia con il nostro Signore. Noi dobbiamo dipendere completamente tutto da Lui. Abbiamo questo ultimo cantico qua, dimostra questo. Io dipendo completamente di Dio.
Eu não dependo mais delle mie circunstâncias. Perciò quanto di più io conosco il Signore, più io mi fido di Lui. Quando noi leggiamo le storie dei personaggi biblici, loro soltanto hanno sviluppato la fede dopo una profonda conoscenza di Dio. Io só posso avere fede se io conosco Dio. Quando mi manca la fede, mi manca la conoscenza di Dio. La mia dipendenza in Dio è una camminata con Lui. Pastore Sandro domenica scorsa ha predicato su quale personaggio qua? Chi si ricorda? Davide. Gli ha preso là una pietra e ha sparato proprio nella testa di quel personaggio Goliath. Lui ha detto che la battaglia vinceva il Signore. E lui stava venendo nel nome del Signore. Perché Davide ha affrontato quella battaglia? Perché lui conosceva il Signore. Perciò quando Giosuè va a entrare nella terra promessa e comincia a conquistare delle città, lui affrontava questo perché lui conosceva il Signore. Quando Daniele stava in quel momento che c'era quel decreto, i ragazzi sanno di questa storia, è stata la storia del campeggio, che tutti dovevano inginocchiare davanti al re, la statua del re. Che cosa Daniele fece? Non si inginocchia, ma si inginocchia davanti al Signore. E sapeva che doveva andare dove? Alla fossa dei leoni. Ma lui conosceva il Signore. E sapeva che il Signore poteva chiudere la bocca dei leoni. Noè costruiva un'arca senza la pioggia. Ma lui ha fatto questo perché conosceva il Signore. Ossia, la loro storia era basata solo su una cosa: la piena conoscenza del Signore. La conoscenza di Dio mi fa camminare per fede. La conoscenza di Dio, eu comincio a agire in un modo dove la mia ragione umana comincia a entrare in un secondo piano, ma è il Signore che mi guida. La nostra vita, la nostra chiesa crescerà soltanto con la mia camminata comincia a essere di fede in fede. La chiesa di Dio è diversa di qualsiasi organizzazione perché la chiesa di Dio cresce basata sulla fede, non è sul ragionamento umano. Perciò che io devo imparare a conoscere il Signore e avere questa esperienza con il Signore. Ma per avere questa camminata con il Signore devo essere sicuro di certi fatti. Dio ti ha chiamato. Tu sei sicuro che tu hai una chiamata del Signore? Perché se eu non mi sento chiamato del Signore, come che eu devo fidarmi da Lui? Eu devo essere sicuro di questa chiamata. E a che cosa che Dio mi ha chiamato? Io sono sicuro che tutte quelle persone che conoscono Dio hanno una chiamata. Ma io devo sviluppare questa chiamata. Io devo vivere questa chiamata. E la mia camminata di fede è basata su questa conoscenza do Signore e questa chiamata do Signore alla sua opera. Eu devo essere sicuro che Dio mi ha dato una visione. Dal prossimo mese in poi noi staremo lavorando sulla storia di Neemia. E Neemia ha avuto una visione. Quando io ho una chiamata do Signore, Dio si rivela a me con una visione. Quando io ho una chiamata do Signore, esiste una visione. E com questa visione io devo vivere di fede in fede. É a história de Neemia que cominciamo na próxima domenica. Perciò io devo essere sicuro che Dio mi ha chiamato, mi ha dato una visione e voglio adempiere qualcosa nel futuro. E adesso Dio mi chiama, Caio, vá, io sarò con te. Perciò noi oggi vedremo a storia di un personaggio, quello che voi sapete che è il mio personaggio favorito dell'Antico Testamento, che era una storia di fede. Di un uomo che all'inizio lui voleva risolvere le cose con la sua forza umana. Ma dopo che lui ha vissuto per tanti anni nel deserto, ha scoperto che doveva dipendere del Signore. Come si chiamava questo personaggio? Mosè. Quando arriverò in cielo, sicuramente subito cercherò Mosè. Io vorrei stare con lui, parlare un po' con lui, bere un chimarrão insieme a lui lì, sfruttare quel momento con lui, e lui preparerà una grigliata con la picanha lì, e dopo lui dirà, ok, c'è un po' di pizza, no, ma io preferisco oggi una picanha, e insieme a Mosè io chiederò, Mosè, mi racconta la tua storia. E lui dirà, Caio, stiamo davanti a Dio qua, tu vuoi che racconti tutta quella mia storia? Ah, ma io vorrei ascoltarti.
Perché questo è un personaggio Mosè stupendo per me. È un personaggio che manifesta la sua umanità, le sue debolezze, ma manifesta la sua dipendenza nel Signore. Camminiamo in questa storia con Mosè? Andiamo al libro di Esodo. Se tu ce l'hai la Bibbia in mano qua, ma la maggioranza porta telefonino. Ok, eu vedo almeno 3-4 persone con le Bibbie, complimenti. Ok, Esodo 2, 11 e 12. In quel giorno Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli. Notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei, suoi fratelli. Ele, Mosè, volse lo sguardo di qua, di là, non ha visto che non c'era nessuno. Che cosa fece? Uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Anche nella sabbia che viene il vento dopo e porta il corpo à vista di tutti. Ossia, che cosa fece Mosè in quel momento? Ossia, lui comincia a usare la sua capacità umana per cercare di liberare il suo popolo. Lui aveva una chiamata, lui già aveva una visione, ma stava cominciando a mettere la sua fiducia dove? Nel Signore o in se stesso? Lui era un uomo preparato. Fino lì, lui stava dove abitava Mosè? In un palazzo. Lui aveva una capacità stupenda, fisica, emotiva, anche di conoscenza. Lui è stato preparato dentro di un palazzo per 40 anni. E lui ha messo la sua fiducia. Io ho vissuto con il re, ho vissuto con Faraone, ho vissuto con le autorità, io sono preparato, sono qui pronto adesso a liberare il popolo con la mia capacità umana. Perciò quando noi viviamo una chiamata del Signore e inseriamo la nostra fiducia nella nostra capacità umana, tutto diventa un problema, un disastro. Noi dobbiamo usare la nostra conoscenza umana, noi dobbiamo usare la nostra capacità umana, noi dobbiamo usare le cose che noi conosciamo, ma la nostra fiducia dov'è? È nel Signore. E qua è stato lo sbaglio di Mosè, perché lui non aveva la conoscenza propria del Signore e stava inserendo in se stesso la sua capacità umana. C'è un testo che noi conosciamo storicamente da tanti anni, che è Salmo 27. Gli uni confidano in carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, il nostro Dio. La gente ha fiducia nei carri e nei cavalli per una battaglia, ma noi abbiamo la fiducia nel Signore. Questo è l'ultimo periodo, abbiamo fatto delle meditazioni su personaggi biblici che hanno vissuto delle esperienze di fede. È stato molto interessante che gran parte hanno fatto delle battaglie con un gruppo di personaggi, con un gruppo di soldati molto inferiori al nemico e hanno vinto. Perché la fiducia era nel Signore. Perciò la nostra Chiesa crescerà quando noi avremo la fiducia nel Signore. È lì che deve essere inserita la mia sicurezza e la mia fiducia. Perciò gli uni confidano in carri, in cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore nostro Dio. E o problema non è usare la nostra capacità, ma inserire la nostra fiducia nella nostra capacità, pensiamo che possiamo agire e risolvere de acordo com il nostro modo di essere. Tante volte le persone dicono: pastore, lascia comer. Quando viene questa frase, le mie gambe già cominciano a tremare. Lascia comer. Sì, ma lascio con te in quale senso? No, io posso risolvere questo. Ma in quale senso? Io non vorrei una risposta umana. Io vorrei una risposta del Signore. E quando le persone dicono: io invocherò il mio Signore, io pregherò il Signore e risolveremo questo con il Signore. Il Signore farà dei miracoli. Posso di nuovo ribadire quello che ho detto 2 settimane fa? Questo campeggio dei ragazzi, è arrivato un momento che noi abbiamo detto: non sappiamo cosa fare, ma dobbiamo avere la fiducia nel Signore. E che cosa il Signore fece? Ha risolto. Quanti miracoli, quanti miracoli. Questa mattina, vedendo questi ragazzi che si abbracciano qua,
Quanti miracoli, perché il Signore ha fatto il suo miracolo. Non eravamo noi, era il Signore che ha manifestato il suo Spirito Santo. È il Signore che ha versato lo Spirito Santo. E quando entra lo Spirito Santo nella vita di una comunità, di una vita di un gruppo di ragazzi, quando entra lo Spirito Santo nella vita di una persona, cambia, trasforma e produce la potenza del Signore. E la mia fiducia è questo Dio Santo che abbiamo cantato. È Dio che deve essere il protagonista della storia. Non era Mosè. È Dio che deve ricevere la gloria. Non era Mosè. È Dio che deve essere il Signore della storia. Non era Mosè. Quando noi vogliamo inserire la nostra persona nella storia, noi cominciamo a perdere tutto. Ma quando noi lasciamo che lo Spirito Santo del Signore faccia la opera, comincia a venire una trasformazione profonda nella nostra storia, nella nostra vita. E adesso questo Mosè che scappa, che fugge, che va nel deserto a pascolare le pecore che non apparteneva neanche a lui, ma del suo suocero, lui comincia a avere una vita di trasformazione. Êxodo capítulo 3, versetto di 1 a 6. Mosè pascolava il gregge di Jetro, il suo suocero. Povero Mosè, dal palazzo a pascolare il gregge del suo suocero. Sacerdote de Madian e guidando il gregge oltre o deserto. Giunse alla montanha de Dio, a Oreb. L'angelo del Signore lhe apparve e una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questa storia qua è dopo 40 anni di quella storia con l'egiziano. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E il Signore vide che ele si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè. Ed ele rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua. Togliti e calzali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo. La presenza del Signore è, come si dice Claudia? Santo, santo, santo. Questo qua è un suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Mosè adesso cambia. La fiducia che era in se stesso comincia a diventare la fiducia in Dio. Perché? Perché cambia la storia? Due cose importanti in questo passo. Lui ha avuto un incontro con Dio. E secondo, lui riconosce che Dio è santo, santo, santo. Lui riconosce che lui è un peccatore. E adesso lui riconosce che lui non è più capace di portare il popolo, ma questo Dio santo, santo, santo poteva liberare il suo popolo dall'Egitto. Adesso entra la esperienza di fede di Noè. Questo momento cambia la storia di Mosè, non Noè, di Mosè. Lui adesso ha un incontro con Dio. E un incontro con Dio produce trasformazioni nella mia vita. Adesso non posso essere lo stesso. Questo incontro produce un cambiamento generale nella mia storia. Adesso inizia una nuova storia nella mia vita. La mia preghiera, la preghiera che Patrick ha condiviso con noi settimana scorsa, è che questo gruppo di ragazzi cambia, che questo campeggio sia quello incontro con Dio che possa produrre una profonda trasformazione, non solo con i ragazzi ma con la nostra Chiesa. Perché abbiamo vissuto una esperienza con il Signore, abbiamo avuto un incontro con il Signore e io riconosco che io sono debole, io sono un peccatore, adesso è il Signore che comincia a guidare questa storia. Êxodo 3, di 13 e 14, Mosè disse a Dio, e dopo loro comincia a avere una chiacchierata bellissima, la cuia passa di mano in mano tra Mosè e Dio, e loro parlano e chiacchierano, e loro cominciano a scambiare di tante cose ali, è un momento stupendo tra di loro, e adesso Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, ed essi dicono, qual è il suo nome? Ma che cosa risponderò a loro? Dio disse a Mosè, calma Mosè, não, tranquilo,
já sono 40 anni. Là loro já si sono dimenticati di te. Non preoccuparti, non avere paura. Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele. Che cosa? L'io sono mi ha mandato da voi. Wow, che sicurezza. Una piccola frase. Io sono mi ha mandato da voi. Dio mi ha mandato da voi. E adesso Mosè, nonostante che comincia a parlare con Dio, ma io non mi sento capace, io sono balbuziente, e adesso mi inviano l'auto, ok, va tuo fratello insieme, va Aaron insieme. E comincia questa chiacchierata e dopo loro vanno. Adesso la conoscenza di Dio, lui comincia a camminare per fede. Se tu vuoi camminare per fede, prima tu devi avere un incontro con Dio. Se tu vuoi avere un incontro con Dio, prima tu devi riconoscere che tu sei dipendente e un peccatore. Tu devi svuotare tutto quello che tu pensa di essere e lasciare che il Signore possa prendere la tua storia e cambiare la tua storia. O camminare per fede, io perdo completamente la mia sicurezza umana. Adesso la mia fiducia è nel Signore. La Chiesa, quando comincia a camminare per fede, non sa come il Signore farà, ma sa che c'è il Signore. E um degli argomenti che noi dobbiamo lavorare in questo periodo di ottobre in poi è il come. Dio non rivela il come succederà, ma mentre sto camminando, il come del Signore comincia a si manifestare. Mosè doveva andare. E adesso Dio comincia a rivelare a Mosè il come succederà tutta questa storia per liberare il popolo. Ma la prima cosa, eu non posso avere la fiducia su tutto quello che Dio mi guiderà, su tutto quello che io farò. Eu devo avere la fiducia in un Signore che mi chiama e man mano il Signore si rivela a me. Man mano il Signore si rivela a me come succederà tutte le cose. O Signore non mi rivela tutti i progetti. O Signore soltanto dirà, vá all'Egitto per liberare il mio popolo. Vá a parlare con Faraone per liberare il mio popolo. Ma Dio come sarà? Lascia con me. Quando è una camminata per fede, l'unica cosa che eu devo avere la sicurezza di questa chiamata, la visione del Signore, e io vado. E il Signore comincia a fare il come. E il Signore comincia a lavorare e comincia a manifestare la sua gloria. E mentre sto camminando, le cose grandi cominciano a succedere. E lì io scoprirò il Signore. E dopo tanta questa storia, andiamo più alla fine di questa storia là in Egitto. Esodo 14, 10 a 14. Quando o faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano, quali già erano nel Mar Rosso, marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele che cosa ebbero? Una gran paura. Gridarono, Signore, e dissero a Mosè, mancavano forze e tomba nell'Egitto per portarci a morire nel deserto. Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevano in Egitto. Lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Prima grande storia con Mosè era con suo popolo, con la sua gente. E Mosè disse ao popolo, ok, torniamo indietro? Non abbiate paura, state fermi. E vedrete, che cosa? Questo uomo che voleva liberare un popolo con le proprie mani, adesso lui che cosa dice? Vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Davanti che cosa c'era? Il mare. Dietro che cosa c'era? Gli egiziani e un grande esercito. E loro non avevano una via di uscita. Che cosa fa un leader quando ha fiducia nel Signore? Vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti questi oggi non li rivedrete mai più. E adesso viene il versetto che mi ha colpito questa settimana. E è interessante, Êxodo 14, 14, per non dimenticare mai. Leggiamo insieme? Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete. Mosè, tu sei pazzo? C'è un esercito dietro a noi. C'è un mare davanti a noi. E come faremo? Come faremo?
Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. O lamento era aquela caratteristica di un popolo. Ma Mosè non cade in questa trappola. Inizia una storia di una camminata com o popolo. E adesso lui, Mosè, dice de modo chiaro: e o Signore combatterà per voi. Calma, e voi ne starete tranquilli. La fede mi fa vedere che il Signore farà un miracolo. Io non vedo coi miei occhi. Io non lo so che cosa succederà. Ma il Signore farà un miracolo. Quando tu ce l'hai un esercito dietro a te e un mare davanti a te, la tua fiducia non è nella tua capacità umana, è nel Signore che farà un miracolo. E quello che mi ha colpito in questa lettura di questo brano è l'ultima parola. E voi ve ne starete tranquillo. Ma Signore, come eu posso essere tranquillo com questa situazione? Eu sono qua con i miei figli, con la mia moglie, con la mia famiglia, c'è un esercito. Calma. La tua fiducia dov'è? Calma. Perché eu vengo nel nome de tuo padre, de Abraão, nel nome de tuo padre que era Isaac, nel nome de tuo padre que era Giacobbe. Eu vengo nel nome di questi vostri genitori, della vostra storia, che Dio già aveva fatto dei grandi miracoli nella grande storia. E questo stesso Signore farà un grande miracolo oggi. E voi ne starete tranquilli. Come sarebbe te in quel momento lá, com o deserto indietro e o mare davanti? Come tu ti senti quando c'è una situazione che tu non riesci a risolvere? Come tu ti senti quando c'è una storia che per te è impossibile? E tu stai camminando in una chiamata del Signore, tu stai camminando in una visione del Signore, come tu ti senti? Tu perdi la speranza? Tu perdi la sicurezza? O in quel momento tu ascolta, calma, il Signore farà una grande opera e voi ve ne starete tranquilli. La fede mi fa vedere miracoli. O Signore combatterà per voi. Non sono io più che combatto. Quando ho combattuto con gli egiziani io ho perso tutto. Ma adesso quando il Signore combatte per me, io posso vincere tutto. Quando la mia fiducia era nella mia capacità fisica, umana, io ho perso tutto. Quando la mia fiducia si è diventata in questo Signore che si rivela a me, io ho cominciato a conquistare tutto. Il Signore combatte per me. La fede si dimostra che il Signore ha un piano nella tua vita. Ha il Signore un progetto nella tua vita. Un Signore ha un piano, un progetto per questa Chiesa. Ragazzi, dove siete voi, giovani? Amém, ragazzi, giovani? O Signore ha un progetto con voi, ragazzi, in mezzo a questa Chiesa. La preghiera mia di Pastore Sandro in questo ultimo periodo, di Rubens e con Pastor Cheira in questo ultimo periodo è l'unica. Che Dio possa fare un risveglio in questa Chiesa tramite il gruppo dei giovani, adolescenti. Quando ho visto quella sala di adolescenti eri piena. Quanti ragazzi c'erano? Più di 15, no? Ragazzini lì. Abbiamo diviso la sala perché era tanta. Dopo sono entrato nell'altra sala dei ragazzi, di adolescenti. Era piena. Studiando la parola del Signore. Vado nella mia sala, era piena. Alleluia. O Signore vuole fare un risveglio in questa Chiesa con i ragazzi. Genitori, avete visto la responsabilità di portarvi i vostri figli? Genitori, avete sentito la vostra responsabilità di a casa pregare com i vostri figli e continuare a cibare, alimentare i vostri figli spiritualmente, in modo che loro crescano di fede in fede. Insegnare i vostri figli a dipendere del Signore, a amare il Signore. Come Emanuele ha fatto ieri di modo stupendo qua davanti, e ha detto, non ha bisogno di rispondere, ma dite nel vostro cuore adesso, di 1 a 10, o quanto voi avete pregato com i vostri figli dopo che è finito il campeggio. 1 volta? 40 volte? Nessuna. Quante volte avete pregato com i vostri figli dopo il campeggio? Quante? È lì che sto dimostrando se la mia fiducia nel Signore o in me stesso. Genitori, i vostri figli hanno sete e fame di Dio. E non saremo noi come Chiesa, come pastori a fare tutto questo, siete voi. E quando finisce questo culto qua, andate a casa oggi e pregate com i vostri figli. E cominciate a cibare di cibo spirituale i vostri figli. E loro avranno
desiderio ancora di più per Dio. Non avete paura, o Signore combate, non importa le battaglie, i nemici sono indietro, ma saranno distrutti dal Signore. C'è un mare davanti, e quando estou com i miei figli, eu posso dire, meu filho, a situazione è difficile, c'è un mare, c'è un nemico, ma è il Signore che combatte per noi. E quando i vostri figli vedranno questo, diranno, come mio genitore nella sicurezza in Dio, anch'io vorrei avere questa sicurezza in Dio. E questo Signore che combatte per noi, è questo Dio che vorrei nella mia storia. Quando abbiamo questa certezza, nessun esercito prospererà contro noi. Quando abbiamo questa certezza, non c'è nessun mare che possa resistere la nostra camminata. Perché questo Dio è che inserisce questo mare davanti a noi. È questo Dio che inserisce questo esercito dietro a noi. È questo Dio che permette delle difficoltà davanti a noi, dietro a noi. Perché? Perché Dio vuole provare la nostra fede. Quando nós siamo come il popolo di Israele e cominciamo a lamentarsi, lamento, è perché non ho fiducia nel Signore. Ma quando eu comincio a vedere un mare e un nemico dietro a me, io comincio a ringraziare, io comincio a lodare il Signore, è perché la mia fiducia è nel Signore. Quando la nostra fede è messa alla prova e iniziamo a camminare, Dio apre il mare. Dio chiude la bocca del leone. Dio permette che quella pietra possa andare direttamente sulla testa di Goliat. Dio fa di un miracolo, ma io devo camminare. E interessante no versetto 15 di là, dopo Dio dice, Mosè, basta di parlare con me, alza teu bastone e vá. Quante volte Dio dice, Caio, basta di lamentarti, basta di parlare, vá. Perché mentre sto camminando i miracoli succederanno. E quando loro sono entrati nell'acqua, che cosa è successo? Si è aperto il mare. E loro hanno passato ai piedi bagnato o asciutto? Asciutto. E sono passati. E dopo viene quell'esercito. Ah, se loro sono passati, andiamo noi. Che cosa succede con loro? Le acque si chiude. Quello miracolo è successo. Lo stesso Dio che ha fatto quello miracolo è lo stesso Dio nella tua vita oggi. O tu pensa che Dio ha perso le sue forze, la sua potenza? Tante volte paragoniamo Dio come la batteria di un computer, no? Era potente e dopo 4-5 anni la batteria comincia a perdere la forza, si scarica. E noi pensiamo che o Dio di Israele, o Dio che apre il mare non c'è più. Oh, c'è. E Lui è pronto a aprire il mare davanti a te. Ma tu devi cominciare a camminare. Dio ha liberato. Questa era la promessa del Signore. Leggiamo Esodo 3, ritorniamo a Esodo 3. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e farlo salire da quel paese, un paese buono e spazioso, un paese nel quale scorre il latte e miele, nel luogo dove sono i cananei, di Litite, di Amorei, Ferezei, Ivei e Jebusei. Ora dunque vá, eu te mando da Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, figlio di Israele. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare a Faraone per uscire dall'Egitto i figli di Israele? Dio disse, vá, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Era questa promessa che Mosè aveva. É questa promessa che Mosè ha detto, il Signore combatterà per noi. Qual è stata la promessa per il Signore nella tua vita? Ti ricordi? E quella promessa del Signore si mantiene oggi. Vá! Quali sono le promesse? Perciò il versetto 15 che abbiamo parlato prima, il Signore disse a Mosè, perché gridi a me, di ai figli di Israele che si mettono in marcia, vá! E o mare si apre. C'era una promessa. Io non posso trascurare le promesse del Signore. Io non posso abbandonare le promesse del Signore. Perché le promesse del Signore si avverranno. E in mezzo alle tempeste, in mezzo alle difficoltà, in mezzo a un esercito dietro a me, la vittoria, la conquista di fede dirà, avanti, Dio ti darà la grande vittoria. Non desistere. Non desistere. Io só posso vedere i miracoli di Dio
quando eu sono presente, sono perseverante e constante. Solo può entrare nella terra promessa quelli che hanno creduto. Quelli che hanno dubitati, ciao, si sono persi nel deserto. Quelli che non hanno creduto no Signore non hanno visto i miracoli del Signore. Numeri 27, 8, 10 a 12. O Signore disse a Mosè: prende o bastone, e qua vem o grande sbaglio de Mosè. Mosè entra nella terra promessa? No. Prende tu bastone e tu fratello Arone, convocate la comunità e parlate a quella roccia, in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgorare per loro acqua della roccia, darai da bere la comunità e il suo bestiame. Mosè disse loro: ora ascoltate, ó rebelli, faremo uscire per voi acqua di questa roccia. E Mosè alzò la mano e che cosa fece? Percosse la roccia. Con suo bastone 2 volte e ne uscì acqua in abbondanza. E la comunità e il suo bestiame le bevero. Poi il Signore disse a Mosè ed Arone: siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Nonostante che era un uomo fedele al Signore, in quel momento venne il Mosè della sua carne, Mosè dell'Egitto. Invece di obbedire al Signore e dire: acqua viene da questa roccia, lui prende il bastone e fa un spettacolo pubblico alla sua gloria umana. E lì viene l'acqua per la misericordia del Signore. Ma Mosè e Arone hanno perso l'opportunità di che cosa? Di entrare nella terra promessa. Perciò che mi piace Mosè, perché dimostra la sua fragilità e la sua debolezza. Quando noi inseriamo la nostra fiducia in noi stessi, perdiamo di vedere i miracoli del Signore. Noi non avremo delle conquiste del Signore. Noi perderemo di vedere le grandi cose del Signore. Lui poteva solo dire: vieni acqua, obbedire al Signore. Ma Lui ha voluto fare qualcosa di straordinario, di un spettacolo, e si perde. Quando eu comincio a inserire la mia persona più forte che la persona di Dio, può venire qualcosa interessante, ma io non vedrò quello che il Signore sta promettendo a me. Lui rimane nel deserto. Quella gente dopo che si lamentava, rimangono nel deserto. Quando esiste o dubbio, noi non vedremo le grandi cose del Signore per noi. Quando esiste la fiducia e la sicurezza, eu posso vedere quante cose il Signore sta preparando per noi. Altri vedranno, ma quelli che dubitano non vedranno i miracoli del Signore. Eu soltanto posso camminare nelle promesse di Dio e con la fede. E lì eu posso vedere le grandi cose. Tu hai una vita di fede? O la tua vita ancora è basata sul tuo ragionamento umano? Tu hai una vita di fiducia nel soprannaturale di Dio, nei miracoli di Dio? O tu preferisci credere nella tua forza? Mentre Mosè seguiva no Signore, ha fatto delle cose stupende. Ma un passo sbagliato non è entrato nella terra promessa. Preghiamo. Come sta la tua fede? Senza fede non posso gradire al Signore. La fede è certezza di cose che non si vedono, ma di cose che si sperano. La fede è sapere che c'è una chiamata e una visione del Signore. Il come il Signore farà. La fede è la certezza che il Signore userà la mia vita anche con la mia capacità. Ma la mia fiducia è nel Signore. O Signore ha una chiamata per questa chiesa. O Signore ha una chiamata per te. O Signore ha una chiamata per questo gruppo dei giovani e dei ragazzi. O Signore vuole trasformare questa Italia, questa Treviso, questo Veneto, tramite questo gruppo. Riveste, Signore, di potenze spirituali. Riveste. E che loro possano camminare di fede in fede, di esperienza in esperienza con te. Che loro possano vedere i mari che si aprono, vedere gli eserciti indietro che cadono. Che loro possano passare per un deserto e entrare in una terra promessa.
e una perfetta fiducia in te. Che noi possiamo stare insieme in questa strada e vedere con i propri occhi, oh Padre, i tuoi miracoli, il tuo agire. Tu ci hai chiamato. Tu ci hai chiamato. Grazie Signore. Grazie Signore perché tu ti riveli a noi. Grazie Signore perché tu inserisci nel nostro cuore questo desiderio per te. Sappiamo Padre che questa strada si deve pagare un prezzo altissimo. Ma noi dobbiamo raccogliere, oh Padre, delle benedizioni stupende e grandi. Grazie per quello che tu stai facendo con la tua Chiesa. E con questa gente, e con questo popolo, e con la tua gente e con il tuo popolo, che tu farai delle grandi cose per conquistare una terra promessa. È qui la tua gente, oh Padre, e noi offriamo questo tuo popolo a te. Che tu possa sviluppare, oh Padre, di più questa fede. Ci saranno dei mari davanti a noi, ci saranno degli eserciti dietro a noi, ma noi dobbiamo continuare a camminare e attraverseremo, Padre, questo mare a piede asciutto per conquistare quello che tu ci hai donato, Padre. Sei tu che combatti per noi, sei tu che combatti per noi e noi siamo nella gioia perché abbiamo visto le grandi cose che tu hai fatto. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Camminiamo per fede in fede? Oh, ragazzi, amen? Ok. Prossimo sabato abbiamo veramente una storia, pastore Caio, c'è un rallegrati a mestre, lo so. E chi vuole andare ao rallegrati a mestre? Alleluia! Ma c'è un culto qua in chiesa. Chi vuole rimanere? Alleluia! Noi vogliamo adorare Dio qui e là. Noi vogliamo adorare il nostro Dio ovunque sia. Noi vogliamo servire a questo Dio e la Chiesa deve essere rilevante in camminare per fede in fede e che questo noi possiamo vivere. Amém, Chiesa? E é um momento de fede e fede, momento de oferta e décima. Joshua, c'è o slide ali? Ah, já messo rallegrati. Ok, próximo della parte econômica. Dio sta facendo delle cose stupende, carissimi. Quando Medeia ci ha inviato, già abbiamo raggiunto fino al 24, fino a venerdì, quanto? 87% di tutte le spese di Belluno, di Conegliano, di Treviso, sono state praticamente tutte pagate, ok? Alleluia. Mancano 13%. Speriamo oggi di arrivare a questo 13% oggi. Ok? Ou c'è tutta la settimana. Ma chi sta facendo questo miracolo? È il Signore. È il Signore. La opera è del Signore. Perciò è un momento di contribuire, servire e vedere i miracoli del Signore. Siamo grati perché il Signore sta facendo delle grandi cose. Amen? Possiamo stare in piedi, cantare, adorare, servire, offrire. Le maialine per l'opera missionaria sono qua. Quale cantico? Ok, questo cantico havaiano qua. Cantiamo, se tu vuoi ballare non c'è nessun problema. Puoi ballare e attraversare questo mare rosso ballando. Non c'è nessun problema. Adoriamo, cantiamo e possiamo danzare davanti al nostro Dio e vivere con questo con gioia. Ok, 3, 2, 1, chi inizia qua, Io sono grato per tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo
per questo tempo, Signore, della tua parola, dove abbiamo potuto ancora imparare ancora di più, Signore, per questo tempo di lode, di adorazione, di dediche, di offerte. Padre, in tutto questo, Signore, il tuo nome sia lodato. Noi ti ringraziamo per questo giorno, benedici ogni famiglia qui presente, ogni persona che ha potuto offertare in questa mattina, Signore, nel tuo nome noi ti ringraziamo. Amen. Quest'ultimo canto. Ok, noi canteremo di nuovo e noi faremo ao modo come i ragazzi ci hanno insegnato al campeggio, ok? Ragazzi, com'è che si cantava quello cantico? Abbracciati. Nós siamo una sola chiesa, un solo popolo, una sola gente. E quando dice lì abbiamo dei fratelli, dei amici, no? Famiglia, è una famiglia, la chiesa, così noi canteremo abbracciati, perché i ragazzi ci hanno insegnato questo, vero o no? Ok, faremo questo, che non lascia nessuno da solo qua, venite qua insieme alla Franca che è da sola qua, ok? E quanto è bello stare insieme come chiesa in questo modo e possiamo sentire questo abbraccio. Ancora non c'è questa storia di Covid e possiamo ringraziare a Dio in questo modo. Gli avvisi per questa settimana, c'è un Rallegrati, prossimo mercoledì un evento musicale che tutte le chiese del Veneto stanno celebrando e noi faremo questo, ringraziamo il nostro Dio. 1 di ottobre, lì a Mestre. Come chiesa continuiamo il nostro culto qua, che i ragazzi sempre alle ore 19 staremo cantando qua. Rubens, venerdì, che cosa c'è? 8:30 a coro, preparazione per Natale. Se tu sai cantare, vieni, se tu non sai cantare, vieni lo stesso, almeno tu starai pregando qua. Ma quanto è bello stare come chiesa. E quanto è bello vedere questo che il Signore sta facendo con noi, con questo coro, ok? Vogliamo fare un grande spettacolo. Martedì scorso c'era o vescovo qua di Treviso e abbiamo fatto una grande proposta che sia diventata una grande sfida per noi. Fúrio, può rimanere seduto, non preoccuparti, sappiamo della tua schiena. E noi stiamo cercando di organizzare un evento musicale insieme con la diocesi di Treviso, con la nostra chiesa, e vogliamo fare qualcosa. E il coro può entrare in questa storia, ok? Gli altri avvisi: c'è l'assemblea amministrativa della chiesa straordinaria domenica prossima al mezzogiorno, ok? Un'assemblea veloce, ok? Non è un'assemblea lunga. E gli altri avvisi io penso che sono questi: non dimenticare incontro di preghiera, ok? Incontro di preghiera, ok? Incontro di preghiera, ok? E gli studi biblici settimanali. Ok, possiamo cantare, stare insieme, ok? 3, 2, 1, finiamo il culto con questo canto che è con la gioia nel nostro Signore. Alziamo le mani? Com'è possibile? Com'è possibile? È possibile? Ok. Eu sou um grande